Ha fruttato un ottimo punto la trasferta in terra calabra per la Castrum Favara che nel turno infrasettimanale del campionato nazionale di Serie D allo stadio Guido D'Ippolito di Lamezia Terme pareggia 1-1 con la Sambiase. Un punto importante per la squadra favarese guidata da mister Pietro Infantino, non solo per la classifica, ma anche perché conseguito contro un avversario importante. Castrum Favara, che ben disposta in campo, parte benissimo e si rende subito pericolosa con Mudasiru e successivamente con una bella punizione di Baglione. Il vantaggio arriva al 12° ancora una volta con Calogero La Piana, con un gran tiro da fuori aria batte l'estremo difensore calabrese. Primo tempo che continua con il dominio del Favara che potrebbe addirittura raddoppiare. La reazione dei calabri arriva al secondo tempo, al quarto minuto infatti Ferraro approfitta di una distrazione della difesa favarese, entra in aria e batte Scuffia. Ripresa che è di chiara marca calabrese, pronti e reattivi su ogni palla. Ma negli ultimi minuti è ancora il Favara a sfiorare il gol con un gran tiro di Baglione respinto dal portiere calabro Grisendi. Un pareggio tutto sommato giusto che soddisfa mister Pietro Infantino, che ha avuto anche parole di elogio per la società e i ragazzi della Sambiase per l'accoglienza ricevuta. Sentiamo. Innanzitutto vorremmo ringraziare la società del Sambiase, del direttore Mazzei e del presidente per l'ospitalità e per come ci hanno accolto. Questo ci teniamo, come il mister e la società che mi ha anche ricordato di sottolineare questo atteggiamento che sarà ricambiato al 100%, al di là che si parla sempre di calcio, un gol sì, un gol no, però queste cose non sono importanti da sottolineare, noi ci teniamo tantissimo. Sì, dispiace, secondo me il primo tempo potevamo fare più di un gol, abbiamo avuto tantissime occasioni, soprattutto la prima mezz'ora, 35 minuti abbiamo avuto il palleggio, abbiamo fatto secondo me un'ottima partita, abbiamo avuto delle occasioni importanti anche sotto l'aspetto dell'aggressione in avanti, credo che abbiamo fatto un'ottima partita, ma noi sapevamo che il Sambiase è un'ottima squadra, ha elementi che io anche ho avuto, elementi che in questo campionato sono un lusso. Credo che noi tenevamo questa partita perché sapevamo la forza e la qualità dell'allenatore, di come imposta la squadra, come la fa giocare. Avevamo visto anche tante partite con il Siracusa, ha battuto il Siracusa, ha fatto risultati importanti e per noi un po' di rammarico c'è, perché credo che avendo fatto un primo tempo assoluto in questo modo, pensavamo, noi tra il primo e il secondo tempo ci siamo detti che i primi 10 minuti erano importanti per rimettere in carreggiata la partita, di continuare in quel modo. Loro, devo dire che hanno un grandissimo attaccante, ha fatto un grande gol, è stato bravissimo. Poi sapevamo che il Sambiase nelle mischie, nei falli laterali, nei calci d'angolo sono temibilissimi, però i ragazzi hanno fatto un'ottima partita anche sulla fase difensiva. Credo che la squadra deve essere brava a giocare, ma deve essere anche brava a sacrificarsi, a essere compatta nel momento di difficoltà, e loro sono stati bravi. Credo che è stata una bellissima partita e, come dicevi tu, credo che le due squadre alla fine il pareggio mi sembra anche giusto. Il gran gol però che alla fine non è servito per portare i 3 punti a casa. Sapevamo di incontrare una squadra ben organizzata, ci sono alcuni miei ex compagni che giocano anche al Sambiase, quindi sapevamo che è una squadra molto difficile da incontrare. Quindi nel nostro primo tempo penso che è stato un buon primo tempo, poi alla fine penso che ci sta il pareggio, che il primo tempo noi, secondo tempo il Sambiase, quindi alla fine penso che il pareggio sia più che giusto. Domenica l'ultima tappa di queste 3 sfide in una settimana, con la consapevolezza di poter imporre il vostro gioco contro chiunque. Sì, penso che noi l'abbiamo dimostrato che così, con questo atteggiamento, ce la possiamo giocare con chiunque.